Buongiorno a tutti amici di mattoscacco.com e ben ritrovati come al solito in questo nuovo video. Oggi ci andiamo a vedere una partita molto divertente, una partita blitz giocata col bianco Anish Giri, uno dei più forti giocatori al mondo, e con il nero, il campione del mondo in carica, Magnus Carlsen. E c'è una curiosità all'interno di questa partita, andiamo a vedere subito come inizia: D4, D5, C4, gambetto di donna, C6, difesa slava, cavallo F3, cavallo F6, e su questa quarta mossa, cavallo C3, sotto i baffi e a bassa voce il bianco propone la patta dopo 4 mosse a Carlsen, e la sua risposta è questa faccia che vedete in sovrappressione, e per tutta risposta gioca E6, andando definitivamente in una semislava da cui tutte mosse di apertura: E3, cavallo BD7, donna C2, alfiere D6. E adesso, solo dopo che il bianco ha mosso il suo alfiere, si cattura in C4, in modo tale da far perdere un tempo al bianco e di non facilitarlo subito con la cattura. B5, e ora l'idea del nero ovviamente è quello di andare a sviluppare l'alfiere campochiaro in B7, alfiere D3, l'alfiere si deve ritirare, e nella variante classica della semislava si giocava prima 6, che è tra virgolette un po' più lenta, invece in questa moderna si preferisce subito giocare alfiere B7, arrocco corto, A6, comunque è una mossa che serve a supportare questo pedone, a seguito poi della spinta del pedone in C5, A4, minando subito l'attività di questi pedoni. E adesso si può scegliere se avanzare subito col pedone B4 dando fastidio a questo cavallo, o forse la più compatta, arrocco corto. Carlsen decide di giocare arrocco E4, tutte mosse di teoria. Ancora una volta, ora ovviamente si minaccia la spinta del pedone in E5 con attacco doppio, e qui bisogna prendere provvedimenti: o si spinge E5 evitando appunto questa cattura, questa spinta, scusate, oppure C5 con l'idea che se tu spingi io spingo, ok, tu mi minacci l'attacco doppio, io ti minaccio il cavallo. Quindi bisogna assolutamente prendere provvedimenti con una di queste due mosse. Carlsen preferisce per E5, seguono una serie di cambi al centro, ops, questo e questo, e ci ritroviamo in questa situazione. Adesso da bianco bisogna capire un pochettino cosa si può giocare, poiché dobbiamo ancora completare lo sviluppo. C'è ancora un alfiere che è a casa e le due torri che sono praticamente a casa, quindi dove piazziamo l'alfiere, dove piazziamo la torre, eccetera eccetera. Prima di fare però queste considerazioni, il bianco, giocando contro il campione del mondo, dice: ok, fammi un attimino mettere in tranquillità con H3, togliamo possibilità di entrate di questo tipo e togliamo anche possibilità di sacrifici su questo punto, il famoso dono greco, no? B4, scacciando via il cavallo, che va in E2, mossa migliore. Adesso C5 per supportare l'avanzata di questi pedoni, che saranno importantissimi anche nel gioco finale, ed F3. Ora esaminiamo che cosa sta succedendo qui ad est. È successo che si sono creati dei buchi sulle case nere, e io dico sempre l'importanza di non lasciare debolezze su case, poiché al momento non accade nulla, ma sul lungo termine queste debolezze si fanno sentire. E adesso Carlsen, come una iena che inizia a sentire l'odore di un cadavere, inizia a progettare un piano per impossessarsi di quelle case nere e di fargliela pagare al suo avversario per questa leggerezza mostrata. In realtà è vero, sì, queste case sono deboli, ma se andiamo a vedere più profondamente sono per ora ben controllate dai pezzi del bianco. Tuttavia comunque la debolezza si vede. E adesso pian pianino entra in gioco il piano di Carlsen. L'idea è quello di cercare di raddoppiare alfiere e donna su case scure, meglio se la donna si ritroverà davanti all'alfiere, e di andare a dare fastidio tramite questo punto. Quindi prima torre C8 supporta il pedone e la spinta e permette in futuro anche all'alfiere di venire
in B8 dove da lontano controllerà questa casa e permetterà alla donna di andare in D6 per andare sempre a scendere giù. Alfiere C4, cavallo in D7 e ora su cavallo D7 ovviamente il cavallo sta cercando di riposizionarsi poiché in F6 non aveva, come potevi vedere, troppe chance, quindi cavallo D7. Ghiri decide di giocare torre D1 per inchiodare questo cavallo, ma non va a fare altro che andare nella direzione dei piani di Carlsen. Donna E7, A5, alfiere B8 e ora finalmente il piano è andato a termine. Ora non c'è nulla di mortale poiché non è una mossa che farà finire la partita a breve, ma è una mossa molto fastidiosa. E qui Ghiri ci pensa un pochettino e alla fine decide di giocare alfiere F4 per stoppare ogni iniziativa su questa diagonale. Cavallo in E5, torre in D2, con l'idea anche di controllare al massimo questa seconda traversa e di portare in futuro anche l'altra torre sulla colonna D. E adesso segue donna F6. Donna F6, forse una continuazione un pochettino più forte suggerita al computer è cavallo C4, donna C4, alfiere, cavallo F4 e dopo donna F6, perché così adesso il nero ha il vantaggio di creare una minaccia e quindi il bianco deve difendersi, mentre con la mossa del testo donna F6 comunque adesso seguiranno una serie di cambi, ma ok, andiamo avanti. Alfiere G3, questo alfiere si ritira preventivamente, adesso H5 e finalmente Carlsen può iniziare a prendere spazio ed impadronirsi sempre di più di queste case scure. Torre in A va in D1 e adesso H4, alfiere si ritira in H2 e finalmente si va ai cambi. Alfiere per C4, donna per C4, alfiere per H2, re per H2. E adesso Carlsen ci pensa un attimino, non è facile giocare con precisione in questa situazione e gioca alfiere C6, probabilmente con l'idea di andare qui o andare qui e sdoppiare le torri. Peccato che questo alfiere toglie la comunicazione della donna su questo pedone, questa è stata una svista e capita anche ai migliori, e quindi Ghiri si guarda un po' attorno e poi dice questo pedone alla fine me lo pappo. E su questa mossa purtroppo l'indignazione sul volto di Carlsen è palese, si vede che c'è rimasto male e che gli era veramente scappata e adesso decide di giocare in modo aggressivo perché a questo punto se Ghiri riesce a scambiare le donne è veramente la fine. Quindi decide di giocare C4. Ora il bianco gioca re H1. Perché non andava bene subito una mossa come torre in D6 minacciando e attaccando due volte? Poiché il nero riusciva a salvarsi con donna E5 scacco, il re si sposta e ora donna B2 catturando questo pedone e questi due pedoni vanno a promozione. Però giustamente il bianco se ne rende conto e gioca re in H1 per togliersi dagli scacchi vari e ora C3. E su questa mossa i due giocatori si accordano per la patta. La posizione è pari al 100%? No, non ti saprei dire per chi è sbilanciata. Il bianco ha un pedone in più, siamo a 6 pedoni contro 5, ma Carlsen ha due pedoni molto avanzati e pericolosi. Il bianco ha un pedone passato meno pericoloso perché questa casa è tenuta innumerevoli volte, dunque il gioco probabilmente sarebbe stato incerto, perciò hanno deciso di pattare onde evitare magari di perdere per delle cavolate. E niente ragazzi, spero che il video di oggi vi sia piaciuto, noi come al solito ci vediamo domani con un altro nuovo video e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale. Ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!